Cari concittadini, cari siciliani, cari colleghi e operatori del turismo, buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Per chi non mi conosce, io sono Giacomo, rappresento una piccola realtà che opera ormai da 8 anni sul territorio siciliano. Siamo un giovane tour operator fatto di giovani, in prevalenza di giovani donne, molte delle quali guide turistiche regionali e nazionali. In questi anni abbiamo sviluppato una filiera turistica con un indotto economico che coinvolge ristoratori, piccole strutture ricettive, attrattori, bus operator, siti culturali e servizi turistici in genere, accogliendo in Sicilia ospiti provenienti da tutte le parti del mondo. Anche noi, come tutti voi d'altronde, siamo coinvolti in questa battaglia senza frontiere e come voi stiamo attraversando questo periodo di blocco che provoca perdite e sofferenza. Ciononostante, non vogliamo smettere di guardare con fiducia e con speranza al futuro. Abbiamo recepito e aderito con disciplina a tutte le disposizioni di legge emanate dal governo e dalle autorità locali. Lo abbiamo fatto e lo continueremo a fare con buon senso e responsabilità. Ma questo tempo, per quanto critico, per noi è stato anche propizio e fecondo. Lo scorso sabato 2 maggio abbiamo ufficialmente pubblicato sulla rete il nostro secondo portale tematico per la promozione e la vendita sui mercati internazionali dei nostri prodotti turistici. Un lavoro veramente straordinario, realizzato in 50 giorni praticamente e interamente dal nostro team, utilizzando le tecnologie più avanzate. E questo ci consentirà di essere pronti ad accogliere gli ospiti che arriveranno in Sicilia e da tutte le parti del mondo, allorquando saranno riaperte le frontiere e si potrà tornare a viaggiare, speriamo presto. Noi non ci siamo arresi, ecco, non ci arrendiamo e non ci arrenderemo. La passione e l'amore per la nostra terra e per il lavoro che svolgiamo ci incentivano a ripartire e noi vogliamo ripartire. L'essere obbligati a dover far leva solo sulle nostre forze e sui nostri muscoli ci ha aiutato a comprendere meglio quanto formidabili possono essere le risorse per il potenziale umano quando a motivarle è il nostro cuore. Noi siciliani nel corso dei secoli, lo sapete, abbiamo resistito agli eventi più catastrofici e li abbiamo superati. La nostra vulcanica terra infonde coraggio e nelle nostre vene non scorre solo sangue, ma anche fuoco. Abbiamo la pellaccia dura, dura e siamo duri a morire. Siamo un popolo creativo, siamo uomini illuminati e non dobbiamo e non possiamo avere paura del domani. Siamo consapevoli di essere caduti, ok? Siamo caduti tutti insieme e insieme ci rialzeremo, perché nessuno in circostanze come queste può pensare o illudersi di rialzarsi da solo. Chi si illude di poterlo fare, di ripartire da solo, rischia di ricadere e di restare indietro o di farsi ancora più male. Oggi più che mai abbiamo bisogno invece di collaborazione e di collaborare, di coesistere e di sostenerci per non esporci ad un rischio ancora maggiore, che sarebbe quello di restare isolati, e quindi di incattivirci e poi per finire per sbranarci a vicenda. Questo è un tempo propizio per intraprendere relazioni, quindi per confrontarci e per essere laboriosi.
È il momento per fare di più e per dare di più, per ripartire lentamente, con coraggio, con la dovuta prudenza, per dare sfogo a tutte le energie e mettere in campo tutte le nostre forze. Essere attivi e vigili è l'unico modo per affrontare con fiducia le sfide che ci attendono, passo dopo passo, affinché ogni passo sia fatto con cautela, ma anche con l'entusiasmo che una fase delicata come questa richiede. Noi siamo pronti, non vogliamo certamente sostituirci alle iniziative istituzionali, agli aiuti che ogni giorno fioriscono, ma possiamo lavorare quantomeno per far convergere queste forze e per essere, se non del tutto coesi, almeno complementari a queste forze che ci arriveranno forse. Abbiamo elaborato una proposta di coesione territoriale che riteniamo coerente con quelle che sono le attuali limitazioni, per essere pronti al momento della attesa e definitiva ripartenza. Oggi sono qui per presentarvele ufficialmente e si tratta di una vera e propria campagna che abbiamo voluto intitolare Ripartiamo dalla Sicilia, con la quale intendiamo coinvolgere tutte le realtà produttive, in particolare quelle della città metropolitana di Messina, legate alla filiera turistica, quindi ristoratori, piccole strutture ricettive, albergatori, bus operator, guide turistiche, NCC, operatori in genere, gestori di spazi museali, eccetera. Questa sinergia ci permetterà di costruire insieme un prodotto turistico del territorio, sostenibile e appetibile, un prodotto da offrire al turismo di prossimità. E per promuovere questa varietà di offerte che tutti voi ci farete pervenire, ovviamente chi vorrà aderire, speriamo tanti, le veicoleremo attraverso il nostro portale in lingua italiana, creando un'apposita sezione denominata l'esperienza della bellezza. Perché l'esperienza della bellezza? Perché la bellezza è tutto ciò che come siciliani ci appartiene, tutto ciò che ci circonda e ci riguarda è bellezza. E allora, passiamo adesso alla parte pratica, come aderire. Per aderire è molto semplice, quindi abbiamo detto se appartenete, se siete gestori di spazi museali, se siete ristoratori, se siete proprietari di strutture ricettive, bus operator e quant'altro, quindi se siete appartenenti alla filiera turistica in qualche modo, basta inviare una mail al nostro indirizzo info@discovermessina.com avente come oggetto Ripartiamo dalla Sicilia e poi sarà nostra cura contattarvi, quindi dovete solo scrivere nell'oggetto Ripartiamo dalla Sicilia, null'altro. Noi sappiamo che è riferita a questa iniziativa e faremo in modo di contattarvi direttamente. Cosa chiediamo? Ovviamente non vi chiediamo soldi, non ne abbiamo neanche noi, e nemmeno certificazioni né autocertificazioni, quindi niente burocrazia. Vi chiediamo solo di formulare una vostra proposta, quindi attinente a quello che è l'ambito del vostro lavoro, che sia appetibile e spendibile per il turismo di prossimità. Facciamo un esempio. Avete una piccola struttura ricettiva, ci farete sapere quanto è la quotazione di una notte, per esempio con trattamento B&B. Se siete ristoratori, quindi se avete un ristorante o se avete un bar, una pasticceria, una rosticceria, ci farete pervenire le varie quotazioni. Se siete ristoratori, se avete un ristorante, ci farete pervenire un menù per un pranzo o per la cena e quindi con la relativa quotazione. Se siete bus operator o siete NCC, ci farete avere il vostro tariffario e via dicendo. Quindi chi sarà gestore di spazi espositivi ci farà avere il costo dell'ingresso, così come se avete, per esempio, siete gestori di un lido balneare, ci farete avere la quotazione dell'ingresso e dei servizi eventualmente inclusi. Cosa faremo con tutte queste informazioni una volta raccolte? Cominceremo a fare il nostro lavoro, quindi a costruire pacchetti. Facciamo un esempio. Un ipotetico pacchetto numero 1 potrebbe prevedere per esempio il soggiorno più il vitto più il trasporto. Un ipotetico pacchetto 2
per esempio potrebbe prevedere solo eventualmente il vitto o degli ingressi. Per esempio qualcuno vuole venire in città o in Sicilia o in provincia, insomma in una località, magari a trascorrere solo una giornata con un pranzo incluso, una cena inclusa, e magari vuole andare al Lido e avere lì i servizi. Quindi, oppure può esserci un altro ipotetico pacchetto che preveda solo il soggiorno con delle visite guidate. Ecco, come li venderemo? Li venderemo, abbiamo detto, attraverso il nostro portale di italiano, in questa sezione che appunto si chiamerà Esperienze della bellezza. L'ospite procederà con la prenotazione, noi da quel momento garantiremo tutta l'assistenza necessaria per accoglierlo e coccolarlo durante il soggiorno, includendo ovviamente anche la copertura assicurativa e tutte le disposizioni che poi via via il governo emanerà per quando ci sarà il via libera appunto per questo tipo di attività. E allora, in conclusione, vi invito ad unirvi a noi, a questa campagna, a questa iniziativa, e vi invito appunto ad aderire a questo auspicio, a questo desiderio di rinascita, quindi di sposarlo anche voi. Oggi che un po' tutti noi abusiamo così tanto della parola libertà, visto che siamo un po' tutti reclusi, e trascuriamo forse che il principio della libertà sta nella forza del desiderio, quindi del desiderare. E noi desideriamo fortemente andare avanti, con passione, con cautela, va bene, con coraggio, con lo spirito di chi sceglie la libertà come un luogo di incontro, quindi non un luogo solitario, non è solo la mia libertà, ma una libertà condivisa, quindi un luogo di incontro per guardare con fiducia al futuro e per lavorare tutti insieme per noi tutti e per la nostra terra. Grazie, vi aspetto.